La motosega si fa largo tra gli alberi schiantati dalla tempesta vaia. Abbi cuore, ancora una volta, soldato delle melette. Anche questo è rumore meccanico che intacca ciò che fu vivo. Anche questo è per te. Ma sono solo i denti della motosega, non il nastro di proiettili della Schwarzlose, il suo martellare di morte che ti cerca mentre sei fuori dalla trincea, esposto al nemico. Questa volta sono venuto a prenderti per riportarti ai tuoi fratelli. Parte presto questo gruppo di tuoi concittadini. Ci sono 3 appassionati dell'associazione, ricercatori amici della storia di Marostica, quelli che quest'inverno hanno trovato il tuo elmetto e hanno capito che sotto c'eri ancora tu, soldato delle melette, caduto 102 anni fa. Chissà, italiano del regno, se l'11 novembre del 1917, quando gli austriaci investirono il tuo reggimento per la prima volta e tu e i tuoi compagni d'armi resisteste sotto quell'inferno di fuoco, oppure se 25 giorni dopo, sulla meletta di Gaglio coperta di neve, trovasti la morte quando tutto veniva spazzato via, il 5 dicembre, mentre tu stavi combattendo per permettere agli altri di organizzare la difesa un po' più in là, ai Tremonti. Con i ricercatori c'è lo Stato. Ci sono 3 carabinieri della stazione di Asiago, il maresciallo e i suoi uomini. C'è il comune, un agente di polizia locale e un dipendente di Gaglio con vanga e piccone. E ci siamo anche noi, perché questa volta non sei più solo. 102 anni dopo la battaglia, 101 dopo la fine della Grande Guerra, la casa che non è la tua, i boschi che ti hanno nascosto, in fondo anche un po' protetto, che hanno sofferto tanto con te, ti lasciano andare laggiù dai tuoi fratelli. Non sappiamo molto di te, sappiamo che il tuo elmetto, l'Adrian, i pochi bottoni ritrovati, i lacerti dello scarpone fanno di te un italiano. Sappiamo che lo dice l'acciaio dell'Adrian, che un colpo ti ha raggiunto in testa. Si scava in una calda giornata del luglio 2019, si cerca con attenzione e rispetto tutto quello che si può cercare, si raduna tutto quel che si può ritrovare. Milite ignoto, diciamo noi italiani, in modo un po' aulico. Known unto God, conosciuto da Dio, scriverebbero sulla tua lapide gli inglesi, dove il positivo conosciuto prevale sul negativo, ignoto. Noi non conosciamo il tuo nome, mentre con commozione e senso dell'onore questa piccola rappresentanza dell'Italia, la tua Italia, ti riporta in paese e poi ti scorteramente riposerai in una terra consacrata. Non conosciamo il tuo nome, ma è con l'amore di fratelli che questa cassettina fa per l'ultima volta il percorso che hai fatto tu in tante occasioni, su e giù dai baraccamenti fino alla linea avanzata, per quell'altopiano che, avrai pensato, sarebbe così bello se solo tornassero i prati. Ora è di nuovo bello, soldato delle melette, grazie a te e a quelli come te. Ungaretti ha scritto questo per un soldato caduto sul Carso, ma lo ha scritto anche per te, fosse mai stato qui in altopiano, di fianco al tuo corpo, sulla neve. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Non lo siamo mai stati tanto attaccati anche noi alla vita con queste ossa nella tua cassettina, soldato delle melette.